Stilare una lista dei reati che si vorrebbe venissero depenalizzati in illeciti amministrativi per non intasare la macchina della giustizia. La richiesta da Venezia del ministro della giustizia Nordio agli avvocati triveneti. Perché questo è un mantra che si ripete, cioè siamo in un regime di panpenalizzazione, bisogna depenalizzare, benissimo, diteci quali siano secondo voi i reati da declassare, perché quando ci abbiamo provato noi, io ci ho provato 20 anni fa quando presiedevo la commissione per la riforma del codice penale, come tocchi un reato bagatellare qualcuno si solleva. Così il ministro dà rialto evidenziando come esempio proprio la peculiarità del luogo, visto il mercato del pesce a 2 passi dal tribunale. Ho persino sollevato il problema che qui sotto si finiva in tribunale per la vendita di sogliole sottodimensionate e però qualcuno ha cominciato a dire che anche quello è una cosa importante perché è una specie di truffa commerciale. E allora mi facciano un elenco e poi lo prenderemo in considerazione. Quindi, ad una settimana dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, la risposta allo sfogo del presidente della Corte d'Appello di Venezia sulla mancanza di risorse. Guardi, le risorse, noi abbiamo proprio adesso parlato proprio col presidente Citerio a margine. Se tu non fai l'analisi comparativa tra il budget che hai e il target che ti proponi, alla fine mandi in Russia i soldati con le scarpe di cartone perché dici ai giudici, a cominciare, fate con quello che avete e arrangiatevi. E questo non è ragionevole, ma anche su questo cerchiamo di lavorare. Utilizzare le caserme dismesse per contrastare e alleviare il sovraffollamento carcerario, dando lavoro agli stessi detenuti per il riattamento. Così, sempre il ministro Nordio. Tutto questo si può fare in tempi ragionevolmente brevi, con un comodato gratuito che ci venga dato dal Ministero della Difesa. Infine, la risposta alla richiesta del sindaco Brugnaro con cui da anni chiede vengano dati maggiori poteri penali per il giudice di pace di Venezia. Questi sono argomenti estremamente complessi, quando si tocca il diritto penale si cammina sul ghiaccio sottile. Molto più importante sarebbe rivedere, come è stato detto anche oggi, una depenalizzazione che declassi al rango di illeciti amministrativi quelli che sono i reati bagatellari.